Lamberto Toscani, presidente di Confservizi Veneto, a Padova per una riunione importante. Sì, si tratta di una riunione congiunta dei presidenti delle aziende di trasporto del Veneto e degli assessori ai trasporti e alla mobilità dei capiluogo delle città capoluogo di provincia e degli assessori provinciali. L'abbiamo indetta congiuntamente con l'assessore Ivo Rossi del Comune di Padova, che ringraziamo per essersi prestato. Ci siamo riuniti e ci riuniamo per discutere gli effetti e per spiegare alla cittadinanza gli effetti della manovra finanziaria del governo sul settore, che sono drammatici dai nostri conti. Cercheremo di trovare solidarietà anche in Regione, cercheremo di far capire ai cittadini di cosa si tratta e cercheremo, se c'è ancora spazio, di fare pressione a livello governativo per riuscire a limitare i danni. Ecco, e questa manovra cosa comporterà per il Veneto, per le aziende venete? Comporta dei tagli drastici, molto pesanti, sia sull'occupazione che sui chilometri percorsi che di conseguenza sul servizio prestato. Alla fin fine poi il tutto dovrà ricadere per far quadrare i conti, visto che il nostro dovere è quello di governare le aziende, pertanto trattandosi di società di capitali, fare azienda vuol dire fare utili. Si tratterà di correre ai ripari per sanare i buchi e l'unico modo per correre ai ripari è quello di aumentare le tariffe. Nessuno di noi vorrebbe mai arrivare a farlo, anche perché ci sono dati di mercato che bisogna tenere ben presenti. Ecco, Confservizi ha delle proposte alternative dagli studi che ha fatto? Noi proposte ne abbiamo, vorremmo per il momento farle assieme, discuterne assieme tra di noi e ai responsabili regionali e governativi per cercare di capire se c'è possibilità di modifica di questa situazione.